Buonasera a tutti, io sono Nicola Andrietto di Etifor, che è parte del progetto ITFOR e che siamo ben contenti quindi di portare il nostro contributo oggi. Questa presentazione è stata fatta insieme ad Alberto Dali dell'Università di Padova. Cosa andremo veramente in questa breve presentazione, in queste decine di minuti, andare a vedere il recente trend dei prezzi del legname da opera, focus da opera, focalizzando sui due principali eventi, fattori che hanno influenzato questo prezzo negli ultimi anni, che appunto è Vaia e la pandemia di Covid, e alcune prospettive per il futuro. Quindi sappiamo bene come Vaia ha interessato la nostra area, quindi più di 50.000 ettari coinvolti e più di 9 milioni di metri cubi a terra. Se andiamo a vedere le regioni che sono state maggiormente coinvolte da Vaia, quindi sappiamo bene che sono il Veneto e la provincia di Trento. E noi per andare a capire e delineare un po' i prezzi, identificare i prezzi, ci siamo da qualche anno, attraverso questo progetto, un progetto anche Corvo precedente, abbiamo cercato di prima quali sono le fonti informative, capire le fonti informative. È la provincia, quindi abbiamo detto la portale Legname Trentino, Legno Trentino, appunto la pagina specifica della provincia di Bolzano, Legno Servizi per quanto riguarda il Friuli. Per quanto riguarda invece il Veneto, quanto è importante, come diceva prima i colleghi, questo tipo di iniziativa come ITFOR, perché abbiamo cercato di delineare i prezzi attraverso delle interviste con i proprietari, con i venditori. E quindi Vaia come ha impattato sui prezzi del legname nella nostra area? Ha fortemente impattato, quindi a grandi linee, come si può vedere, ha impattato un 65%, quindi una riduzione del 65% del prezzo degli impiedi delle conifere. Il prezzo su strada è stato meno impattato. Questo perché? Probabilmente perché i lotti che sono stati venduti su strada appena post Vaia erano lotti immensi per il nostro contesto, e come sappiamo bene in questi tipi di lotti, come abbiamo detto anche prima, spesso sono stati vinti da aziende straniere o aziende italiane, grandi aziende italiane che dopo hanno venduto all'estero, quindi è stato un po' svenduto il materiale in piedi. Vi faccio un esempio: l'asta di Grigno, per esempio, dal tipo di Marcesimo, è stata la più grande asta di legname mai effettuata in Italia, e quindi era una quantità di legname che il nostro settore, la nostra filiera non era pronta probabilmente a ricevere. Quello che voglio però sottolineare è che dobbiamo essere consapevoli che c'è stato Vaia, ma in Europa in questi 3 anni, nel 2017-2019, ci sono state più di 270 milioni di metri cubi di legname danneggiati da fattori ambientali o da attacchi di boschi. Quindi c'è Vaia, ma in Europa abbiamo questi eventi favoriti dalla famosa cambiamento climatico, quindi eventi sempre più frequenti. E se andiamo anche precedentemente, sappiamo quali sono gli eventi che hanno caratterizzato anche il nostro mercato precedentemente. Questi alcuni esempi, e potete farvi un'idea di quanto legname questi eventi hanno immesso sul mercato. Il futuro, qualche esperto del settore dice: attenzione, nei prossimi anni il legname danneggiato e quindi da questi eventi aumenterà. Vi porto esempio di questi siti, appunto, che solo per quanto riguarda l'Europa centrale prevedono che tra il 2020 e il 2024 ci sarà un raddoppio del legname danneggiato da eventi atmosferici o da bostrico, quindi sarà sempre più un fattore il legname provenienti da questi eventi, quindi dobbiamo riuscire a essere pronti come filiera. Sicuramente una piattaforma come ITFOR questo ci potrà venire incontro. Ci potrà venire incontro per evitare magari che, appunto, noi sappiamo bene che essere pronti anche che l'acquirente cinese c'è, quindi ha sia investito post Vaia, cioè ha sia acquistato sia Vaia, quindi perché c'è una grande quantità di materiale sul mercato, quindi sappiamo che hanno in parte comprato parte del legname schiantato da Vaia e continuano a comprare legname per lo più schiantato, non di grande qualità, anche dalla Germania, per esempio. Solo vi porto questo esempio: 3 milioni nel 2019, 3 milioni di tondo di conifere dalla Germania e dalla Cina. Ormai
l'Europa negli ultimi anni è quasi diventata la prima fornitrice di legname tondo per la Cina, quindi nel contesto mondiale la Cina si sta sempre rivolgendo più all'Europa per l'acquisto di tondo. E la parentesi voglio concludere, diciamo che già nel 2000 si diceva che dopo l'OTAR, che anche in Italia questo poteva succedere e dobbiamo essere pronti attraverso una organizzazione e coordinamento, quindi dobbiamo essere pronti come filiera a farceli. In Europa succedono, abbiamo avuto guai e succederanno ancora perché c'è il cambiamento climatico in atto, quindi dobbiamo essere pronti a questo. La seconda parte della mia presentazione appunto è un po' su Covid, quindi quali sono stati gli impatti di Covid sui prezzi. Ovviamente è ancora abbastanza presto per dirlo, sappiamo che è stato un lockdown di marzo, quindi blocco dei cantieri, rallentamento dell'intera filiera. Dopo il lockdown, prima di dire, abbiamo avuto una prevalenza del materiale venduto su strada, molto materiale è rimasto invenduto e i dati della provincia di Trento ci dicono che è diminuito circa 10-12% il prezzo. Come questo anche dimostra, questo qua deriva dal portale Legno Trentino, la stragrande maggioranza dei lotti venduti appena dopo il lockdown di marzo sono stati venduti su strada, è venuto un rallentamento totale. E lo stesso, se andiamo a vedere anche di questo all'estero, vi faccio un esempio dalla Slovenia, sul loro portale, anche in Slovenia abbiamo avuto un abbassamento dei prezzi delle conifere vendute per esempio anche in questo caso su strada. Quindi appena post lockdown, quindi aprile, maggio, giugno, abbiamo avuto una diminuzione dei prezzi del legname. Se noi andiamo a vedere in Europa, ho preso queste slide dall'Associazione Europea delle Segherie, cosa si prevede? Che per il 2020 probabilmente la produzione di segati da conifera si riduce, ma poi ripartirà, non si è ridotta troppo e anche si ripartirà. Per quanto riguarda invece le latifoglie abbiamo avuto una riduzione maggiore, si prevede una riduzione maggiore per il 2020, una crescita relativa minore. Questo perché? Perché probabilmente la produzione di segato conifera è trainata e sarà trainata comunque dal settore delle costruzioni, soprattutto in Austria e in Germania. Con le latifoglie sentirà maggiormente e sente la diminuzione della richiesta di arredamento degli interni. Però quali sono un po' anche da un po' di ricerche che si stanno capendo in questi mesi, qual è un po' l'impatto del Covid se noi andiamo a guardare a grandi linee a livello globale? Sicuramente il Covid ha causato un generale sconvolgimento nella nostra vita, la gente passa più tempo in casa, c'è stato anche durante il lockdown una crescita del settore fai da te, quindi anche per il legno ovviamente, e crescita acquisti online, il settore di imballaggi in crescita. Su questo secondo me è veramente interessante vedere perché sicuramente può essere veramente un ruolo per il settore perché anche in futuro il settore imballaggi, soprattutto quello, avrà sicuramente un grosso ruolo. Meno tempo da trascorso in ufficio, quindi magari il reddito per ufficio andrà a diminuire, la gente probabilmente preferirà abitare in contesti rurali. Quindi anche in questo caso cresce il settore fai da te, mobili del giardino e costruzioni monofamiliari saranno quindi prevalenti, quindi anche il settore delle costruzioni probabilmente sarà comunque avrà un ruolo importante. Prospettive future del mercato del legname. Ho preso un po' la sintesi del meeting dell'UNICEF-FAO delle prospettive future del settore legno. Il settore forestale sembra essere stato comunque meno impattato dal Covid rispetto ad altri settori e almeno a breve termine è stata una risposta migliore del previsto rispetto ad altri tipi di settore. Le prospettive indicano che la domanda di prodotti legnosi rimarrà elevata anche nei prossimi anni, quindi continuerà a rimanere buona, trainata soprattutto dal settore edilizio e delle economie in crescita, quindi questo a livello globale. Quindi sarà comunque un settore non avrà a livello globale un crollo. Il settore sarà importante il settore innovazione, quindi anche il legno, per esempio, soprattutto collegato a livello costruzioni, il legno lamellare probabilmente avrà un grosso sviluppo. E vi voglio lasciare con questa slide che guardate che c'è stata una
quindi una crisi dei consumi, rallentamento ovviamente della filiera, ma il numero di aziende certificate in Italia e nel mondo proprio nel 2020 sono aumentate. Quindi queste sono il numero di certificazioni COC FSC in Italia che abbiamo visto un aumento, un numero di certificazione FSC COC nel mondo, anche questo è un aumento, e anche le certificazioni PFC, quindi catene di custodia nel mondo, sono aumentate. Quindi in un momento di rallentamento dei consumi, le aziende sembrano già rispondere alle sfide del futuro, quindi alle richieste del mercato, che come diceva prima, ovviamente il consumatore chiederà sempre più di sostenibilità e tracciabilità. Quindi anche in questa cosa qua, la piattaforma Eat4 potrebbe avere un ruolo fondamentale ad aiutarci a avere prodotti certificati sostenibili, quindi, ma anche tracciati, quindi sapere l'origine materiale. Quindi abbiamo avuto c'è stata questa appunto crisi del Covid, ma sembra che le aziende stiano andando verso questa direzione, quindi verso un percorso di sostenibilità e tracciabilità che Eat4 come piattaforma potrebbe essere utile come strumento. Quindi con questo vi ringrazio.